La Sardegna coltiva 12.000 ettari di carciofi e li esporta nel continente da novembre ad aprile, in un periodo, cioè che il carciofo è una primizia. Eccoci in un campo di carciofi alla periferia di Decimo Mannu, nel Campidano, tra i sibili degli aerei della NATO. In questi 4 mesi le navi finalmente ripartono piene, ma i prezzi non sono sempre soddisfacenti. I motivi? Mancando una organizzazione diretta di vendita, la maggioranza delle partite di carciofi vengono spedite a Roma o a Milano, appoggiate, come si usa dire, su quelle piazze, senza sapere a che prezzo saranno vendute. Non controllando il mercato, gli agricoltori sanno a fatto compiuto, avvertiti con un telegramma dai mediatori, se hanno fatto un medio o un pessimo affare. Senza l'occhio sulla vendita, il reddito degli agricoltori si dimezza. Di qui il ruolo che dovrebbe avere in Sardegna, una regione geograficamente decentrata rispetto ai mercati di consumo, l'industria conserviera o dei surgelati o dei liofilizzati, un'industria che assorbe l'eccedenza in caso di superproduzione e che offre all'agricoltore un minimo garantito.